Allora, il vincitore del bando è il signor Milazzo con il progetto Villaseta SRL, la società promotrice del nuovo centro commerciale Città dei Templi, ha proclamato e premiato nella sede di Confartigianato Agrigento il vincitore del bando di gara per i giovani imprenditori. Un'iniziativa promossa in tandem con il patrocinio di Confartigianato, Confindustria, la Confesercenti e la Camera di Commercio di Agrigento per lanciare ed aiutare i giovani imprenditori del nostro territorio in questo periodo di grave crisi economica e lavorativa. Questo bando offre la possibilità ad un giovane imprenditore di avviare un'attività imprenditoriale all'interno del centro commerciale Città dei Templi di Agrigento. Villaseta quindi offre questa opportunità molto importante, rappresentata da un punto vendita gratuito per il primo anno, quindi senza spese d'affitto e senza spese comuni, e con il locale opportunamente allestito. Questo dimostra una grande sensibilità da parte di Villaseta, la società che promuove il centro commerciale Città dei Templi, nei confronti di una problematica come quella della disoccupazione giovanile. Oggi siamo qua per nominare il vincitore, ma auguriamo a questo giovane imprenditore di realizzare con successo il suo progetto imprenditoriale. Noi come Confartigianato e anche come Camera di Commercio abbiamo sposato e nonché patrocinato questo evento perché lo abbiamo ritenuto molto valido. Io mi ricordo che nella sede di presentazione del progetto ho detto che mi auspicavo che ci fosse stata una sfida nei diversi comparti produttivi della provincia, principalmente tra commercio e artigianato. Da quello che mi è stato detto questo c'è stato, ne siamo lieti. Il vincitore del bando Giovani Imprenditori è Francesco Milazzo, che con il suo progetto Ecoquadro, creato a quattro mani con l'architetto Stefania Gelo, ha convinto all'unanimità la Commissione. Al centro di questo progetto vi è l'ecosostenibilità e il consumo responsabile, temi molto attuali ed importanti a cui sia le aziende che i consumatori, soprattutto le nuove generazioni, complici i social network, stanno dando sempre maggiore attenzione. Ringrazio tutta la giuria per il premio che mi ha concesso, sarà una grande opportunità per me fare parte di questo centro commerciale perché sarà esposto a una grande utenza e anticipo a tutta l'utenza locale che il progetto prevede anche uno stimolo per l'economia delle nostre zone, poiché darò la possibilità a tutte le persone che creano oggetti in materiali recuperati che abbiano a che fare con l'ecologia e quant'altro, di poterli proporre per far parte dell'offerta Ecoquadro del negozio che andremo a creare. Quindi sarà anche uno stimolo per nuovi artisti, artigiani locali e anche una fonte di guadagno per queste persone.